Picciotti di Sicilia a tutto tondo, oggi vi portiamo a conoscere un'altra eccellenza siciliana grazie ai Picciotti di Sicanians. Allora, siamo al Teatro di Andromeda, una delle opere d'arte più belle di tutto il mondo. Picciotti, venite con noi. Ad ogni solstizio il sole entra direttamente nella bocca e negli occhi di questa splendida statua. Entriamo dentro il teatro. E questo è l'ingresso del teatro. Sembra di stare in Egitto. In Egitto, vero? Ma poi c'è un'atmosfera particolare. Surreale. Surreale. Entro, guarda. Vai amore, che io ti seguo, vai, entra. Guardate che stretto. Attenzione, entro pure io. Wow. Io sono un pochettino più ingombrante. Bellissimo. Guardate che bello, Picciotti. Senti che atmosfera, amore. E qui c'è uno dei punti più belli del teatro, Picciotti, perché ovviamente la vista è spettacolare. Però, Ma lì che cosa c'è? però amore, guardate qui cosa c'è, Picciotti. Uno, e poi ve lo faccio vedere dall'alto. E due, guardate il teatro visto dall'alto. Adesso aspettiamo il tramonto. No, il teatro è veramente molto bello, è bellissimo. Ricordiamo che rappresenta la costellazione di Andromeda, quindi voglio dire, Dall'interno, siciliana. amore, io ti interrompo sempre, dall'interno è molto bello. Ora porteremo i Picciotti alla porta principale. Andiamo. Ormai siamo al calare del sole, il teatro è veramente bello perché il teatro è posizionato poi, guardate, cioè è fantastico, vero amore? Una Cosa collina, possiamo dire? bellissimo, Picciotti, guardate c'è qua già il tramonto, è arrivato e è cambiata anche la luminosità ed è una cosa meravigliosa. Poi questa musica, amore, sai che ti fa sembrare in Egitto. E qua, Sì. ad ogni solstizio, Sì. il sole colpisce direttamente quest'occhio Sì, e colpisce poi il teatro, quindi se potete venire durante quel periodo è ancora più c'è bello. uno spettacolo della natura. Quindi abbiamo scoperto tutto questo grazie ai Picciotti di Sicanians. Grazie Picciotti. Ecco lo slalom fra le stelle. Mi sento un artista anch'io. Allora, però volevo ricordare ai nostri Picciotti che Sì. l'artista ha preso pietra su pietra e ha costruito tutto ciò. Dal All'inizio nulla. non c'era niente, c'era il terreno. Poi lui che ha fatto? Ha preso la prima pietra, l'ha posata, ci ha messo la seconda, ci ha messo la terza e ha costruito questo immenso teatro. Che è una Bellissimo. meraviglia. Ma visto? Bravo all'artista, guardate che immagini strepitose. Picciotti, grazie ai ragazzi di Sicanians abbiamo scoperto quest'altra particolarità. Guarda qua. A parte l'eco che si sente, guardate, c'è lo specchio che riflette la porta. Cose di lusso. Allora Picciotti, il nostro viaggio alla scoperta del teatro è finito. Ringraziamo i Picciotti di... Sicanians che ci hanno portato qua e ci hanno fatto arricchiare. Bellissimo, bellissimo. E che dire, parliamo bassi perché sto teatro ti dà quella cosa di serenità, di non fare bordello che facciamo sempre noi che gridiamo, bucceria. Esatto. Ciao Picciotti, seguiteci. Il percorso è costellato da 1000 opere, guardate qua, questo Sì, è bellissimo. bellissimo. Sì, ora che però facciamo? andiamo a mangiare. Ecco, perfetto, andiamo. Andiamo. Oltre al teatro potete visitare anche questo. Che è un museo dentro il teatro, che è dentro il museo del teatro. Comunque Picciotti, qua è tutto bellissimo, tutto cultura e arte.